Il documento. Enzo Bortolotti, coordinatore della Lega Nord Friuli Occidentale, è con lei, dottor Liberti. Ma anche sindaco di Azzano Decimo, la città in cui viveva questa ragazza, viveva a Tiezzo appunto con la sua famiglia prima di appunto lasciare la sua abitazione per stare con il suo ragazzo. Innanzitutto, prima di entrare sull'aspetto politico, vorrei parlare con lei come sindaco del comune appunto in cui è accaduto questo, dove viveva questa ragazza che purtroppo ha perso la vita. Innanzitutto la città, quest'oggi, come ha reagito a questa macabra... Innanzitutto lei viveva in una frazione che è la mia, tra l'altro, pochi centinaia di metri da casa mia, e la gente è sconcertata e addolorata, ovviamente i vicini, perché questa gente non è che sia molto conosciuta in paese, hanno fatto sempre una vita molto ritirata e senza, diciamo, non sono molto conosciuti dalla popolazione. Quello che io posso dire come sindaco è che potrei fare della retorica su questa cosa, non la voglio fare per il rispetto a questa povera ragazza che è stata assassinata in questo modo brutale. Dire l'avevo detto, ve l'avevo detto, stiamo dicendo da tempo. No, aspetti, lasciamola da parte per la parte successiva. Ma sì, vabbè, ma non è questione di parte successiva, è la parte principale questa. Adesso, nella situazione in cui si trova questa famiglia, il comune cosa può fare? Secondo voi, perché c'è una situazione molto difficile. Il padre è in prigione, la madre non lavora, ha 2 figli piccoli, questi saranno presi a carico del comune di Azzano Decimo perché sono nati in Italia. Però, scusi, sindaco, lei lo dica quasi un po' con disgusto quello che mi sta dicendo. Lo dico con adesso. disgusto perché, vedete, voi non avete perso il succo di tutto il discorso. Quello per cui qualcuno prima ha fatto un'affermazione qua, i figli, gli arabi fanno 4 figli mentre gli italiani ne fanno 1,3, come diceva il coordinatore della Fiamma Tricolore da Udine. Ma voi credete che le donne musulmane siano felici di fare 4 figli ciascuna e di stare a casa e non poter lavorare? Voi dovete capire che c'è una prevaricazione del mondo. Però io le ho chiesto una cosa. C'è una prevaricazione del mondo musulmano nei confronti della donna vergognosa. Cosa intende fare e adesso, visto che questa donna, nei confronti di questa persona, quello che farebbe con qualsiasi altra persona italiana, quello che farebbe con qualsiasi altra persona italiana, però una donna che non lavora e 2 figli piccoli sono oggetto e saranno oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione pubblica, compresa in carico dall'amministrazione. Ma andiamo a monte di questo ragionamento, perché sennò ci giriamo sempre intorno. Vabbè, ma quante sono le famiglie che hanno solo una persona che lavora? Perché dobbiamo andare a distinguere tra quelli che fanno le famiglie italiane, le famiglie italiane che hanno una sola persona che lavora sono pochissime, perché tutti sbarcano il lunario, purtroppo, perché c'è un periodo in cui tutti devono tirarsi sulle maniche. Lei sa benissimo, e quando fa finta di non saperlo non è corretto dal punto di vista giornalistico. Io non faccio finta di non saperlo. Allora glielo spiego io. Io sono particolarmente incavolato da tutte... non sono stupido, certe cose riesco a capirle da solo. Posso parlare? Le può parlare benissimo. Allora lei mi ascolta e dopo lei mi ascolta e dopo mi fa le domande. Se permette, intanto le domande le faccio io, lei risponde alle mie domande. Ma se non mi lascia parlare, allora questo è il mio ruolo e non devo prendere lezioni su come si fanno le cose, una serie di retoriche sindaco. Questa sera, sia da lei che da altre persone, come quella che lei ha detto, ma sì, ma è un omicidio, anche gli italiani ammazzano. Questo è un omicidio culturale. È stata uccisa una ragazza. Forse lei stava ascoltando un'altra cosa. Allora, è stato detto anche... La prego di rientrare nei ranghi. Io sono particolarmente quando incavolato. lei rientra nei ranghi, lei avrà sempre comunque ospitalità. Bene, allora non può permettersi, mi scusi, non può permettersi assolutamente di contestare le domande che fa il mio vice direttore. Allora, se mi fa una domanda chiara rispondo chiaramente. Le domande sono chiarissime, basta rispondere. Il problema non è tanto quello di rispondere o no. Lì la fate la domanda. La famiglia marocchina resta in carico il comune di Azzano Decimo. Benissimo. Punto. A questo punto io aggiungerei, però, dottor Liberti, vorrò vedere come la moglie si comporterà in tribunale nei confronti del marito, perché se la moglie assolve il marito, la carico in aereo quando arriverà. Certo. No, quello che stavo cercando. Allora io ho delle dichiarazioni, la quale dichiarazione dice che non è la prima volta che il marito mette mano alla figlia e alla moglie. Proprio per questo fatto. Quello che cui volevo dire anch'io. Perché nessuno è intervenuto? Perché la mamma non è intervenuta? Perché non possono denunciare i soprusi. Il ragionamento è questo. In questo momento, se questa donna vuole veramente... Questa donna è distrutta. Vuole veramente... Questa donna è distrutta, lei sa meglio di me. Lei sa meglio di me, Bortolotti, che non è colpa della donna. C'è una cultura diversa, come le culture diverse erano in Friuli. Dottor Bortolotti, in Friuli le donne sottostavano agli uomini. D'accordo. Poi è stata la cultura. Però perdete di vista un argomento che è quello principale, secondo me. Il problema è sostanziale, che allora io vi dico qual è la mia preoccupazione. Vabbè.
questo è stato dichiarato già da alcuni organi di stampa, e tu avrai letto tutte le rassegne, un omicidio a scopo religioso, giusto? Certo. Bene. Allora, detto noi non anche, vorrei che ci fosse... Benissimo, non vorrei che siccome il Consiglio di Stato mi ha annullato l'ordinanza sul burqa per motivi religiosi, dicendo che possono usare il burqa per motivi religiosi, non vorrei che qualche giudice solerte dicesse che quest'uomo, avendo ammazzato per motivi religiosi, fra 6 mesi ce lo troviamo libero per fare. È già accaduto, è già accaduto. Però quanto è successo nel Bresciano sono 30 anni di carcere. Sì, ho capito, ma è già per la stessa motivazione. Liberti, è già mi pare che questo si può avvenire alla carta. Ma è già di fronte a un omicidio. Però avrei piacere di avere la domanda politica, visto che non me la No, è finita adesso. Vabbè. Quale domanda politica? Abbiamo detto della domanda politica gliela faccio dopo. Ma quale è finita? Hai parlato so per solo che ho 10 sentito una serie di retoriche da tutti i partiti di centro-sinistra che adesso si sono tutti schierati con questo mondo e che quando qualcuno fa qualcosa per contrastarlo denunciano, querelano e fanno le cose. Per questo sono particolarmente incavolato. Ve l'avevo detto, vorrei dire. Perché lei ritorna al Decimo. Beh, chiaro. Sono anni che mi sto battendo contro queste cose. No, dico, al centro-sinistra di Decimo. Ma non solo, i No Global, i PD, vai. Posso continuare il telegiornale? Prego, è a casa sua. Avrei tante altre cose da chiedere. Avrei tante altre cose da cui rispondere, però le chiedo giusto perché io ho capito il senso della domanda. No, ma guardi che non può fare dietrologia Bortolotti. Liberti ha fatto una domanda, lei si limiti a rispondere. Io ho risposto, ma non mi lasciamo parlare? No, come lascia, dai, poi da noi puoi parlare quando... Dai, Bortolotti. Liberti tira fuori il suo vero... La commissione